Ce la prepariamo un po' di pasta al forno. Io ho fatto 2 nidi al forno, a modo mio, cioè a casa mia. Perché ultimamente quando faccio qualcosa, non so perché, ma vi scatenate tutto. Voi pensate sempre che questo lo mangio io. Eccoli qua. Li prepariamo insieme? Che dite? Andiamo, andiamo. Semplice, ma troppo saporito. Per il mio sugo, olio di oliva, un po' di soffritto e facciamo rosolare. Salsiccia, tracchie, braciola di carne e macinato. E facciamo rosolare. Ho sfumato un po' con il vino bianco, ho dimenticato di prendere la scena, e aggiungo la passata di pomodoro. Ho aggiunto sale, un po' d'acqua, basilico ce l'avevo surgelato, copro e faccio cuocere. Eccolo pronto. Prendiamo una teglia, una pirofila, quello che preferiamo. Ci mettiamo il nostro sugo così. Cambiato luce, dietro si vede marrone. Oggi anche le luci mie fanno plof. Prendiamo i nostri nidi di pasta, li sistemo qua. Ci aggiungo fior di latte, ma potete aggiungere mozzarella, quello che preferite. Aggiungo formaggio grattugiato e ricopriamo con il sugo. Accendo il forno 180 gradi statico ed in forno. 30-35 minuti, dipende sempre dal vostro forno. Poi dipende dalla crosticina che ci volete far fare.